Lavorare insieme per gestire meglio l'acqua e proteggere anche un territorio che appare sempre più fragile da un punto di vista idrogeologico. Una sfida che Confagricoltura Venezia e Consorzio Acque Risorgive hanno deciso di giocare fino in fondo. Noi ci auspichiamo di poter instaurare un nuovo contatto, una nuova forma di aggregazione e di lavoro insieme al Consorzio di Bonifica, cosa che fino adesso c'è stato molto poco. Speriamo di partire in una nuova fase. Nella sede mestrina di Confagricoltura sono state quindi presentate iniziative comuni, tra cui un convegno per far conoscere meglio attività e competenze. Il Consorzio Acque Risorgive, con un ambito operativo a cavallo tra le province di Venezia, Padova e Treviso, partecipa alla gestione delle risorse idriche di un'area molto urbanizzata, anche se la maggioranza della superficie resta agricola, esigenze diverse ma con almeno un punto in comune. La manutenzione è importantissima, i consorzi di bonifica vivono ancora su delle opere fatte negli anni 30. C'è anche la predisposizione con un ufficio tecnico molto qualificato di progettazione. Struttura elettiva ma con votazioni di solito pochissimo partecipate e fama di essere soprattutto carrozzoni politici. Eppure dopo la riorganizzazione i consorzi vogliono far capire di avere una funzione importante anche durante le emergenze. Per il monitoraggio appunto degli argini, per esempio, che è fondamentale in momenti critici di piena. In attesa